Ma il GAIL continua la sua programmazione, come già abbiamo definito tempo fa. Proprio ieri sera abbiamo approvato 2 bandi, che poi uno è il tema di questa sera, che è lo spopolamento nel nostro territorio, la denatalità, proprio il tema specifico di questa sera in questo seminario. L'altro riguarda l'informazione sul territorio, delle opportunità per fare comunità, di sapere cosa sta succedendo nel nostro territorio, dal punto di vista anche così con l'evento dell'Associazione UNESCO e quindi tutte le nuove attività che si possono fare, aprire, e quindi è un'informativa data a rendere pubblico tutte le opportunità possibili, le conoscenze e creare comunità nel territorio tra gli abitanti, perché tutti collaborano poi con la stessa fine, portare tutti quanti le stesse idee, gli stessi principi e quindi lavorare assieme per rendere sempre più appetibile il nostro territorio.